pacchetto di 81 giorni mi sono sembrate una esagerazione. Dobbiamo pensare anche che di mezzo ci sono anche i pazienti, ci sono anche i cittadini che hanno bisogno di essere assistiti. Medici ospedalieri critici nei confronti dei colleghi di base che hanno scioperato per 2 giorni e hanno annunciato un pacchetto di astensione a dir poco cospicuo, troppi per non dire esagerati 81 giorni a rimetterci sempre i cittadini. I medici ospedalieri comprendono le ragioni, giusto sollevare le problematiche, ma questo non deve interferire con la salute dei pazienti, senza contare poi che i problemi vengono scaricati ai pronto soccorso già carichi di lavoro. La maggiore affluenza di codici bianchi non trovando proprio medico di famiglia, i medici utenti vanno dove possono e sicuramente si dirigano verso l'ospedale, che è sempre aperto 24 ore su 24 e possono trovare lì una risposta. Gli interessi in campo si intrecciano, ma a farne le spese sono sempre i cittadini a cui abbiamo dato voce nei giorni dello sciopero, raccogliendo la loro rabbia per i disservizi. La nostra proposta è di far diventare i medici di famiglia dipendenti a tutti gli effetti delle USL, lavoratori pubblici che rispondono alla struttura e ai cittadini con conseguenze positive non solo in termini di servizio ma anche in termini economici.